Adesso sto cercando di completare tutti i sentieri nella parte orientale della piana del Cansiglio che scendono verso la strada forestale della Candaglia e molti che dalla strada forestale della Candaglia scendono fino alla piana. Ho già coperto gran parte dei sentieri del Cansiglio, circa l'85-90%. Mi mancano questi che sono anche forse i più complicati. Quando avrò finito la parte orientale sul lato del Candaglia mi sposto nel lato occidentale, cioè quelli che sono sotto il Monte Pizzoc. Il mio scopo è quello di fare in mountain bike tutti i sentieri possibili del Cansiglio, anzi, per dire il vero, tutti i possibili sentieri che si trovano qua in zona Piancavallo Cansiglio, sperando di non farsi male. Vi auguro buona visione. Sentiero Pian delle Stelle, appena fatto. Sentiero O, Troi delle Paradise. L'ormai noto Sentiero degli Slipari, che abbiamo già fatto questo inverno. Come d'altronde abbiamo fatto anche questo, che è il sentiero sempre O. Qui c'è l'ex Osteria Paradise, che adesso è un parchetto per il picnic. Cominciamo. Yep. Yeah. Accidenti, questo sì che non è male. Di qua. Mi dice che sono anche un po' fuori, con la testa probabilmente. Signori, vi presento Abisso di Col della Rizza. C'è anche una fune, non so se è stato armato per essere esplorato o l'hanno lasciata lì e basta. Ora non ho in mano la mappa del catasto, ma secondo me anche questo è un abisso. Comunque proviamo a vedere qui. Eccola. E lì c'è l'altro buco. Vediamo se si vede un po' meglio anche questo. Ho le ginocchia che non sono molto solide, sinceramente. Qua se scivoli vai giù. Qua no, è pieno, ma qui... Ok ragazzi, ora torno alla bicicletta che è... Dov'è la bici? Dovrebbe essere là. Vediamo se vale la pena proseguire di qua. Passiamo sopra gli abissi del Cansiglio. Ce ne sono già due qua. Abbiamo appena esplorato quello del Col della Rizza e c'è di là quello di Cima Paradise. Madonna. Yeah. È questo che temo, mi spacca fuori tutto. Gesù! Che rivedi a malapena. Per la cronaca, questa è Buse Sotte, per chi volesse sapere. È una pozza. Tra poco dovremo trovare anche la Busa del Fornel. Accidenti.
Questa è la grotta di Buse Sotte. Wow. Massiccia la cosa, bella. Fango. Un giorno o l'altro ci finirò dentro una grotta. Faccio un freddo allucinante. Anche qua fango. Wow, che freddo. Che roba. Magnifica. Magnifica. Ok, torniamo su. Questi sembrano stati accatastati qua. La strada dovrebbe continuare di qua. Oh. A destra. E questa gira attorno alla dolina, ma qua c'è la grotta poi. Brava. Bellissimi, mai quanto questo pozzo a sud di Col della Rizza. Siamo proprio sul bordo e devo cercare di non caderci dentro e risalire fino alla bici. Si scavalca sto albero e dovrebbe girare intorno alla dolina e tornare su verso il Candaglia. Fa tipo un anello a ferro di cavallo, partendo dalla strada del Candaglia, scende e poi torna su. Però questa è la parte, secondo me, più raidabile. Quella che abbiamo fatto adesso invece no, assolutamente. Che ostruiscono il passaggio, tocca scavalcarli. Ok, ora proseguiamo, vediamo il prossimo sentiero, se è meglio di questo, sperando sì. Perché belle le grotte, gli abissi, le foibe. Vorrei anche fare una raidata giù per un sentiero, e no in mezzo agli inghiottitoi. Proviamo ad andare giù. Però no, è mess ben sto. È tutto un campo di ortiga. Oh, siamo proprio sopra il Cansiglio. Panoramico e panoramico. Signori, ecco a voi la piana del Cansiglio. Questa parte qui è i Bec, o Bec. Il ristorante l'Agenziana, le rotte dietro quella montagna lì, e Vallorc, poi là è Pian delle Code. Se c'era un sentiero non è più visibile, non si trova più traccia, dunque torno su e basta. Facciamo l'altra strada. Questo è il Troi della Busa Sotta. Wow! Il copertone dietro non è come quell'altro, questo scivola parecchio. Ok. Sarebbe il sentiero che in teoria verrebbe giù dal belvedere che abbiamo visto e poi su a destra, continuo dritto su questa via, vediamo dove ci porta.
sono impigliato in qualcosa. Di qua. Preso un ramo. Qua c'è fango. Non riesco a vedere il fondo. Ok, cerchiamo di evitare la parte peggiore. È come il Boral della Cavallera, tutto disfa. Oh, è anche bloccato. Ci passiamo. Siamo già sulla piana. Abbiamo finito. Terminato. Ah, cavalli! Allora, in teoria adesso o andiamo di qua verso il bus della LUM, ma sarebbe un giro troppo lungo, o proviamo a risalire per l'ultimo sentiero che abbiamo fatto. Allora proviamo a risalire di qua che siamo più vicini, di là ci tocca fare 4-5 km in più. Nello del Cansiglio, ok, proprio questo. Oh, qua è una meraviglia. Bellissimo. Meraviglia, veramente. Vale la pena solo per ste robe. Qua c'è il recinto, non possiamo attraversare, dunque possiamo solo girargli intorno. Oh. Controllo GPS perché sto qua è stupido come un cavallo. E adesso andiamo a fare forse l'ultimo dei nostri sentieri. Wow, wow, wow. Vai. Di qua. Vai. Mi va via il culo. Di qua? Buono. Oh. Sinistra, sinistra. C'è anche il sole che mi dà fastidio ogni tanto. Sì. Wow. Allora, sinistra, sinistra anche qua. Occhio fango.
Siamo tornati su questo scassatone. Dunque, sia questo ultimo sentiero che abbiamo fatto, che sbuca sul sentiero naturalistico N del Cansiglio, sia quello precedente, cioè il sentiero delle Buse Sotte, sbucano a ridosso della piana e dei recinti di pascolo. E l'unico modo per venire fuori decentemente è quello di prendere il giro più lungo in direzione Tambre, tanto per intenderci, e andare verso il bus della LUM e venire fuori là, perché fare il tratto che porta verso sud e la Crosetta sarà anche più corto, ma è quasi impercorribile anche a piedi. Allora, conclusioni. Questi sentieri fatti in questi giorni non sono sentieri che posso considerare raidabili o comunque particolarmente divertenti da poter fare in mountain bike. Escluderei un utilizzo ricreativo, a parte forse il primo, il sentiero di Pian delle Stele, che con un po' di tecnica, un po' di manico e una buona bici si può anche fare. Comunque resta un sentiero un po' più trialistico, molto tecnico, soprattutto nella parte centrale. Gli altri, questi che ho fatto dopo il Pian delle Stelle, non li prenderei neanche in considerazione. Con questo ho terminato quasi tutti i sentieri della parte orientale del Pian del Cansiglio, cioè tutti quelli che partono dalla strada della Candaglia. Restano ancora dei sentieri come questo, che probabilmente io ho già fatto, ma non sono sicuro, devo controllare, che vengono giù dal Col dei Scios fino alla strada forestale della Candaglia. Restano altri sentieri, che sono quelli che portano alle grotte, ma credo non siano sentieri percorribili in bici, sì o no, malapena saranno percorribili a piedi, sono più che altro sentieri di collegamento appunto per andare a vedere le grotte. Più avanti darò un'occhiata anche a quelli, probabilmente andrò a piedi a vedere se ci sono dei tratti raidabili, ma non credo. Cioè, quelli che ho fatto oggi erano quelli probabilmente più raidabili, quelli sotto che portano alle grotte forse zero. Da qui in poi comincerò a fare la parte occidentale, partendo dalla strada che porta su al Monte Pizzoc, e probabilmente il primo che farò sarà proprio l'antico Troia dei Cimbri, che arriva fino alle Rotte, il villaggio cimbro. Ci vedremo allora per i prossimi sentieri che partiranno dal lato occidentale del Cansiglio. Ciao!